Ministro, per le regionali d'autunno inviterete i governatori a una sorta di election day in maniera che si voti in Questo sarebbe contemporanea? auspicabile, perché ovviamente questa è rimessa all'autonomia delle singole regioni. Altre volte è successo che, almeno in quota parte, le regioni abbiano trovato una condivisione nell'unificare. Se succede bene, altrimenti anche questo sarà frutto positivo. Ministro, sulle zone rosse c'è stato un caso pesante su Padova con molte polemiche e il sindaco dice insomma in qualche modo calato dall'alto. Ma calato dall'alto io È parto stato adesso da gestito parte male? di quello calato dall'alto, perché il Ministro dell'Interno dà delle direttive come è previsto dalla legge tra i compiti della sua responsabilità, poi ovviamente c'è un'applicazione che viene fatta sui territori. Io trovo più che altro un po' singolare che si rifiuti un modello di rafforzamento dei controlli sul territorio che mi sembra sia molto gradito dalle persone e dalla gente. Ho letto addirittura di valutazioni circa la possibilità che calassero il valore degli immobili nelle zone. Francamente io non conosco i mercati immobiliari di determinate città, ma mi sembra un po' strano che questo possa accadere, però fa parte anche questo delle discussioni. Adesso vedremo gli esiti. Mi risulta che la gente è molto contenta che venga prestata questa attenzione, vediamo gli esiti. Anche se è un intero quartiere che come l'Arcella a Padova è quasi una cittadina. Sì, io non Parliamo conosco. di un'area molto ampia. Non è Se l'hanno adottato guarda, se è una decisione che hanno adottato le autorità locali di pubblica sicurezza, meritano sostegno, perché vuol dire che insomma, se è una situazione di questo tipo vuol dire che è particolarmente impegnativa e quindi si sono assunti la responsabilità nei confronti della cittadinanza di un impegno così. Pensano di fare anche ricorso proprio. Vabbè, questi in democrazia vanno messi in conto. Ministro, lei parlava di esiti delle zone rosse, si può già fare un piccolo bilancio? Gli esiti che abbiamo a livello nazionale noi li pubblichiamo periodicamente, lo faccio anche attraverso i canali social, sono molto molto positivi sia nei numeri ma sia negli apprezzamenti che riscontriamo, quindi sicuramente senza che questo abbia costituito nulla di contraddittorio, comunque nessuna compressione della libertà dei cittadini. Come si sta vivendo questi ultimi mesi da ministro dell'Interno, visto che Salvini la vuole mandare a casa? Penso il presupposto a cui fa riferimento è sbagliato. Salvini non mi vuole mandare a casa, tutt'altro. Ma è meglio. Ieri abbiamo fatto una bellissima conferenza stampa in cui abbiamo condiviso una bellissima iniziativa, cioè della creazione di una cornice di rafforzamento dei presidi di legalità sul ponte sullo stretto, quindi non le manca questo passaggio. Ma è meglio l'Avellino in Serie A o lei presidente della campagna? Sicuramente l'Avellino in Serie A. Ma è sul tavolo che sta sul talk di oggi, in quest'ultima giornata del festival, un commento? Sul talk di oggi. Ma molto importante, le discussioni sono sempre molto importanti, puoi decidere in un contesto come questo di tutto quello che riguarda i sistemi regionali, i rapporti insomma, tra i vari livelli di governo territoriale, sono sempre discussioni molto importanti, molto prolifiche anche di soluzioni, di confronti, quindi io partecipo sempre molto volentieri, soprattutto per l'incarico che ho. Lei ha detto che diventa una questione nazionale, però adesso l'impugnativa del terzo mandato, l'ho detto poco fa. Non lo so, adesso vedrò, sai, ne parleremo. Grazie. E pugnerete in tagliare il decreto sicurezza, anche quella che si sta svolgendo Adesso. Ma anche lì io capisco poco, perché un decreto che prevede rafforzamento degli strumenti di contrasto delle truffe agli anziani, rafforzamento di strumenti di contrasto delle occupazioni abusive di immobili ai poveri anziani o alle persone vulnerabili che escono di casa e si trovano la casa occupata, le body cam per i poliziotti e tante altre cose, dire che è un decreto liberticida mi sfugge. Il diritto di manifestazione? Ma non è vero, assolutamente. Il diritto di manifestazione è sancito dalla Costituzione e costituisce l'esercizio del diritto di manifestazione, costituisce la scriminante per qualsiasi comportamento, ovviamente che non sia lesivo. Cioè, il diritto di manifestare, io lo intendo, non quello che abbiamo visto anche negli ultimi giorni con gli assalti alle forze di polizia. Cioè, se si pensa che il diritto di manifestare sia aggredire le forze di polizia, spaccare le vetrine, dare fuoco alle macchine, allora parliamo di cose. Grazie. Grazie a lei.